se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Non posso restare. Lesto, allibertati sorellina, lesto, che sta arrivando la televisione. Finiscila con questo, sorellina. Io sono già abbastanza agitata, non posso sopportare anche i tuoi sfottò. Non vedo l'ora di farmi intervistare. Eh no, la storia che mi raccontare è la mia. E tu, cara mia, non c'entri niente. Lo so, Luigi, ma per effetto del nostro amore la tua storia è anche la mia. Ognuno aveva la sua, chi da mia è mia. Quindi, cara mia, te lo devi mettere in testa, che ognuno avimmo la nostra. Ma io ho poco da raccontare. Lo sai che sono cresciuta in un convento con un padre alcolizzato che non ho mai conosciuto e sono orfana di madre. Perciò la mia vita è cominciata da quando ti ho incontrato. E la mia fine proprio in quel momento. Perché? Non sei felice con me? Ma tu, lo certo che lo sono, ma tu devi capire, caro amore mio, che io sono anche un uomo. Non è colpa mia se per motivi di salute non ho ancora potuto adempiere i miei compiti di moglie. Che cose giuste, che ti zita li adempiva tu. Certo, ricordo bene il nostro primo bacio. Esatto, cominciamo di gioco. Dopo quanto me lo dasti? Dopo qualche mese. 24 con precisione, cioè dopo 2 anni del nostro primo incontro. Dico, chi è normale? Ne hai sofferto? Ma certo, ma 2 anni sono sempre 2 anni. E poi stava speranzato il matrimonio per avere qualcosa di più. 2 giorni prima ti venne questo problema di salute. E io ancora, cara mia, è un anno che aspetta il sogno a digiuno. Che fa? Sbaglio a chiamare te sorellina? La cura sta finendo. Ancora un mese di sacrificio e ti ripagherò della tua lunga attesa. E comunque è stato bello lo stesso, perché mi hai ripagato di tutto l'amore che ti ho dato. Ma quello spirituale, ma tu devi sapere che una cosa è cantare con la musica e una cosa è cantare senza musica. Che colpa ne abbiamo noi se il Padre nostro vuole che diventiamo marito e moglie solo dopo 1 anno? Del resto siamo suoi figli e dobbiamo obbedire al suo volere, sia fatta la sua volontà. Ma mi auguro che veramente fra 1 mese diventiamo marito e moglie. E in questi casi qual è l'amore preferito? Quello di una moglie o quello di una sorella? E chi è? Un quiz! No, una domanda di vita quotidiana a cui molti non sanno rispondere. E manco io, caro amore mio, ti saccio rispondere perché ancora l'amore di moglie non mi l'ha dato. Maria, caro, che ti fanno finta di essere marito e moglie e me ci sono frate e suoro. Sono già 11 mesi che siamo sposati e figurati come sarei felice io ad avere oltre te anche dei figli. Ha ragione, sorellina. Finiscila, sembra uno spergiuro al nostro matrimonio, così mi avvilisci. Ma ha ragione, ma che ne capisci di tutta questa storia? Comunque, va bene. Pensiamo alla televisione che è mia. Ecco, bravo. Lo vedeste, ma tu ti rendi conto che appena mi iscrissero, subito, immediatamente mi iscrissero per fare subito l'intervista? Cose di pazzi! Lo ricordo perfettamente, perché quando ho letto la lettera che ti hanno inviato, sono caduta a terra svenuta per l'emozione. Maria, che gioia, che gioia! Per la mia caduta. Che c'entra per la notizia, ma poi appena ti metti in terra per fare ripigliare ho dovuto farti bere 1 litro di whisky. Ricordo bene anche quello. Perché quando è venuto il dottore per visitarmi non ha creduto al mio svenimento, piuttosto ha detto che ero caduta a terra perché ubriaca fradicia. Ma appena ti metti in terra subito pensai a mamma che Chidda per far ripigliare zia, che Chidda sveniva sempre, pigliava lo whisky e ce lo faceva odorare. Odorare, hai detto bene, non bere. Ma che c'entra? Ma zia Chidda era astemia, ma siccome a te ogni tanto te lo faccio bere, appena ti metti in terra pigliai lo whisky e te lo versai direttamente. Che emozione!
Certo, un litro di whisky tutta una volta effettivamente fu un vero record. Luigi, che emozione quella lettera della televisione. Maria, spero che io non mi emoziono nello parlare. Mi raccomando, non devi far capire a nessuno che siamo una famiglia povera e non siamo ricchi. Farò finta di essere ricco. Perché ne pigliamo una cameriera? Sperando che bastino i soldi del mutuo che abbiamo fatto per pagarla. Ma cercare di fare bella figura, perché vedi che se no Cainta non si fa vedere noggio. Luigi, come sto? Maria, che ti sente male? No, come sto vestita così? Sei bellissima. E io come sto? Uguale. Allora hai ragione che ti dico che siamo frate e suore. Uguale perché sei bellissimo anche tu. Ora Gemma, avete bisogno di mia? Sì, Giulia, guarda se di dietro poso bene. Buona boia, si può settare tutto in panno. Giulia, guarda se di dietro il vestito mi scende bene. Maria, signora, vi ha caputo male. E lei è bellissima. E che io non l'aveva visto mai gonzata così. Mi sono fatta bella perché oggi mi vedrà tutto il mondo in televisione. Io sono contenta di diventare la cameriera di una famiglia ricca e famosa. E infatti rassegnati, perché io da oggi non ho più una cameriera, ma una colf. Ma dimmi una cosa, la cameriera che diventa più importante della macchina. Veramente a vi stesso contrario certe volte, perché la cameriera adesso si chiama colf. Ma diesel o a benzina? No, Se ma per- perché? Perché? Che fa, mi licenzia? Se per questo l'ultimo modello è pure elettrica. Una me l'hanno pezzata la cavolo. spina. Giulia! No, mi scando. No, Giulia, ti devi aggiornare. La cameriera adesso si chiama colf. Sogno io stessa che divento golf. Sì, a dire, a diesel o a Come mi benzina. fate chiamare? Giulia la Golf, che fa, non ti piace? Bello, il suo nome mi piace. Mi conosco, così quando mi chiamate io arrivo subito golf e io arrivo. Brava, Golf! Taglia come stai udendo a dire. Decisamente è chiatto e neco, però poi è buono pure lei. Luigi, sei pronto? Ma certo, sorellina, ma a proposito, ma come è che l'abbiamo cominciare questa intervista? Innanzitutto parlando in italiano. Ma che solo saccio, anche se effettivamente non toscaneggio come Mattia. La mia educazione collegiale ha influito anche sulla lingua. E si senti che bella beforcuta. Invece, cara mia, la mia educazione stradale mi ha portato a parlare lo siciliano per non farlo scordare. Che fa, sbaglio? No, io invece parlo in siciliana perché sennò è capace che mi scangiate più tedesca. Allora, come è che l'abbiamo cominciato questa intervista? Taglia qua. Proviamo. Cari telespettatori di Telenostalgia, buongiorno. Un saluto di Luigi e Gemma. Sì, ma solitamente li saluti e le fanno le presentature. Infatti sarà il giornalista che ci farà salutare il pubblico da casa. Ma certo, per forza, ma se no non ne sanno a mente in capo al barcone, è per forza. Luigi, il pubblico da casa sarà la gente che ci guarderà da dietro la televisione. Ma scusami, ma perché sanno a mettere dietro la televisione? Ho detto dietro per dire davanti la televisione. Cara, vedo capire che questo italiano è troppo complicato, si capiscono tutte cose allo riverso. Ascolta, forse è meglio che parli io per te. No, ti dessi di no, la storia è mia e contarei. Allora cerca di stare sereno Vabbè. e eventualmente interverrò se ne avrai di bisogno. Se avete bisogno ci sono magari io, Non tu c'è chiò, tu vatti da India e aspetta fino a quando ti chiamano noi. va bene, però non mi facete aspettare assai, perché io voglio vedere come si spunta la televisione. Va bene, non ti Giulia, preoccupare. mi raccomando, quando ti chiamiamo devi farti vedere da tutti che lavori per noi e soprattutto arriva con nonchalance. E chi è? La cameriera straniera che voleva? Chi? Chissà coscialanza che portare. No, Giulia, con nonchalance è come devi arrivare tu. E la cameriera straniera sei sempre tu che deve parlare in italiano con l'accento straniero. E tutti così e fare. Ti abbiamo assunta per questo. Devi fingere di essere una cameriera straniera. Come fingete voi? E come è che te ne addonasti? Stare muta, non devi fiatare, mi raccomando. No, come potete stare tranquilli perché la mia bocca è aperta come un pesce. Aperta. Chiusa, no aperta. No, le pesci aperte l'hanno, però non parlano. Giustamente se la tieni chiusa muore.
Va bene, io me ne vaio, però mi facete aspettare assai. Va bene. Vi farò fare una bellissima Sì, figura. sì, vai, vai. Non mi facete aspettare Sì, assai, non ti preoccupare, vai. Allora, Ma come ha fatto a capire in 15 giorni che siamo poveri e non siamo veramente ricchi? ma tu dimmi una cosa, ma quando è che c'è per fare la spesa? Quanto basta? Ti giù con il pezzetto, ti giù con il capello. Allora, sbrighiamoci, dai, che sicuramente fra non molto arriverà la televisione. Madonna mia, sono in anticipo, io non sono ancora pronta. Giulia! Che? Vai ad aprire tu, che sta arrivando sicuramente la televisione. Maria. Mi raccomando, noi ci siamo solo per la televisione, Sì, va bene. Mi raccomando, Sì. Usai è la padrona di casa. Sì. Dici che noi non ci siamo, Va bene, va bene. Anche per questo ho capito che siamo Mamma. poveri. Sì, no, aspetta. Cerca di parlare italiano straniero, mi raccomando, Sì. Non sbagliare, No, Mi raccomando, andiamo, sì. che La tardi. signora non c'è, la signora italiano straniero. Ah, Maria. Prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. C'è il signor Luigi? A dipendere. Scusi, cosa vuol dire a dipendere? Che pende secondo chi cercare. Cercare padrone di casa per soldi affitto? No, a casa. Cercare padrone di casa per televisioni? Sì, a casa. Ho capito, ma in questo momento è a casa, sì o no? E lei chi è? Sono un impiegato del comune. Ah, ufficio tasse? No, a casa. No, sono una rilevatrice di sondaggi. Allora lei è una trivellatrice di sondaggi per pozzi. Ho detto rilevatrice di sondaggi. E i sondaggi si fanno per cercare pozzi. E io invece cerco notizie. Ah sì, allora lei cerca notizie. Dove sono i pozzi? No, cerco notizie personali. Ah, capire me, cerca notizie sui proprietari dei pozzi. Ma la smetta con questi pozzi che non c'entrano niente. Lei ha mai sentito parlare di Istat? Ah, come no, amico mio, dirai sempre Istati muta. È l'amico tuo intelligente. Io cerco notizie che poi vengono pubblicate. L'Istat è questa. Capire. Ma mi scusi, lei chi è? Io? Giulia, cameriera straniera di signor Luigi. E da quanto tempo lavora in questa casa? 15 giorni? Perché? Signora Gemma diventerà famosa e ha bisogno cameriera straniera. Diventerà famosa. E perché? Ah, perché spuntare alla televisione e ricevere tanti trans. Trans. Trans, quelli autografi, già. Ah, i fans. Che sì. Ma mi dispiace per la signora, ma io non sarò mai una sua fan. Sai, non guardo mai la televisione. Ma lei non badare più a casa, stare bella imbupata e dire che con Giulia, cameriera straniera, è più famosino. Effettivamente questo tuo accento straniero dona un tocco di classe maggiore in questa classe. Ah sì, scelto me? Perché parlare poco e parlare molto bene italiano straniero. Tu parlare assai? Molto meno di te. Ah, e allora poco niente. Quello giusto per farmi capire e farmi i fatti miei. Ah, brava donna tu come me. Io parlare poco e fare cazzi mia. No, come signora Gemma che parla, comanda il signor Luigi e non fare niente di mattina a sera. Insomma, tu in 15 giorni hai fatto la radiografia tutte e due. Oh, ma io non essere dottore, io avere scuola alimentare. Sì, elementare con specialistica. Tu vuoi che racconti ancora di Gemma? No, non mi interessa. E allora cosa vuoi sapere tu di signor Luigi? Tu per caso sai se il signor Luigi e la signora Gemma hanno intenzione di avere figli? Ma no, non avere figli, no. Ma sai se ce n'hanno in progetto? Ma no, ma loro non andare mai di ingegnere. Tu per caso sai se il signor Luigi e la signora Gemma hanno intenzione di avere un figlio oppure vogliono rimanere da soli?
Ma come fare, figli, come fare? Che essere fratello e sorella, fare finta di essere marito e moglie. Ma che stai dicendo? Sì, proprio stamattina io qua, signora Gemma ha detto che il loro padre volere che i loro figli diventare piano piano marito e moglie. Ma cosa dici? Non può essere. No, a me sì, signora Ma io so Stazzi. per certo E che il signor Luigi dire che fra un mese diventeranno marito e moglie e la chiama sorellina. Non può essere. Io so per certo che sono marito e moglie e non capisco perché si dichiarino fratello e sorella. Ma tu sei sicura di quello che mi stai dicendo? Signora Stazzi, sentito orecchio mio? Ma vorrà dire che approfondirò la situazione e magari ritornerò fra un mesetto per vedere effettivamente come diventano marito e moglie. Tu comunque non dire niente al signor Luigi di questa mia visita. Eventualmente gli dici che era venuta la padrona di casa per l'affitto e tu l'hai mandata via. Riesci a tenere la bocca chiusa, vero? Ah, mia bocca aperta come pesce, essere muta. Brava, brava, perché d'altronde ci sarà un regalino per te. Allora ci rivediamo fra un mesetto. Sì, signora Stazzi, io avviserò te, sono contenta di regalino. Va Prego, bene, prego. arrivederci. 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 Signora Stazzi, fuori di qua. Chi è sta signora Statti? La padrona di casa. Sta vicino, la padrona di casa si chiama Cardillo. No, io che ne saccio come si chiama? Ida mi disse che era la padrona di casa, voleva le sorti dell'affetto, io ci disse che vuoto non c'erano, e la io fuori ci disse, va bene signora, statti fuori di qua. Brava. Brava, perfetto. E sei stata brava a mandarla via velocemente anche perché la televisione potrebbe essere dietro la porta. Eccoci la messe. E vi dicevo, sono loro. Ma chi sta? Come fa a vedere con la porta davanti? Maria, la signora io me l'occhio a raggi per. Non ho gli occhi a raggi X, ma sono le 10 ed è l'ora Dite su, dell'appuntamento. rapido sorellina, che io me ne vai nella stanza e mi preparo psicologicamente. Va bene. Mi raccomando, cerca di essere sorpresa con la televisione. Sorpresa. Madame Nenni, No, Giulia. io voglio vedere la televisione, mi. Sì, arrivo. Siete della televisione? No, della Caritas. Oh, che sorpresa, non vi aspettavamo. Signora, siamo della televisione, non della Caritas. L'ho capito. Ma allora perché dice che sorpresa se avevamo l'appuntamento? Perché volevo far capire ai telespettatori che non c'è nulla di preparato tra di noi. Stacca, stacca. Signora, la sorpresa l'ha rovinata veramente. Ma come? Se sono stata io per prima a dire sorpresa. Ma lo dovevo dire io! Sorpresa! E sono quelli della Caritas. Signora, se non l'ha capito, siamo quelli della televisione. L'ho capito, non volevo rovinare la sorpresa a Luigi. Ma perché non ci aspettava? Certo che vi aspettava. Ma allora che sorpresa doveva essere? Ma porca miseria, ma proprio oi avviene bene i chisti della Caritas. Sono quelli della televisione. Oh, che sorpresa! No, non lo devi dire tu, lo deve dire questo signore qua. Infatti, signor Salvo, sono Salvo, il giornalista del programma Io l'ho visto. Lo conosciamo? Ah, ci siamo già incontrati? No, non conosciamo lei, conosciamo il programma. Ah, bene, bene. Allora, cerchiamo di iniziare bene questa nostra intervista. Ma perché, scusi, ancora non siamo in onda? No, prima dobbiamo registrare l'intervista e poi, solo se prepariamo un bel servizio, lo mandiamo in onda. Lo prepariamo immediatamente. Come lo preferisce, da 6 a fiorellini grigi e foglie nere o meglio da 12 tutto bianco a fiorellini gialli? Ma cara, ma visto che amma fare le cose in grande, ma facci pigliare lo servizio dei 12. Signori, per favore, non esageriamo, per me è il primo servizio. Ha ragione, anch'io credo che quello da 12 sia esagerato. Comandare me. Ecco Giulia, la mia colf, è straniera di Barcellona.
Costa di più, ma noi ce lo possiamo permettere. Giulia, prendi il servizio da 6, quello con i fiorellini grigi e foglie nere, per favore. Signora, ma io volevo dire che è il primo servizio che il direttore della trasmissione mi ha affidato e vorrei anche fare una bella figura. Anche per me essere il primo servizio da golf. Prima ero... Mercedes, la chiamava Mercedes. Ora la chiamammo Giulia. Ci scusi, sa, per l'emozione avevo capito di dover preparare un bel servizio a tavola. Ma non si preoccupi, anche in salotto va bene. Ma anche a tavulinetto non ci sta. Essere 4, tolgo 2. No! No! Il servizio deve essere completo. Sì, tutto completo. Giulia, il giornalista si riferisce al servizio televisivo. Scusare me, io straniera, e qualche parola a sfuggire. Ci scusi ancora, è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Anche per me è nuova questa situazione, è il mio primo servizio. Signor Luigi, si sieda là. Mi siedo qua? Sì. Io dove mi metto? Ma siediti qua, accanto a me, sorellina. Sorellina, ma allora lei ha la stessa storia di suo fratello? No, essere fratello marito. Sono la moglie e gli voglio bene il doppio, come marito e come fratello. Veramente sono due cose ben distinte e separate, eh? Ma nella vita normale, però Cainta mi creda, signor Salvo, non facciamo differenza. Vuol dire che siete una famiglia moderna. Comunque, possiamo iniziare? Allora, iniziamo al mio 3. Siete pronti? Prontissimi. Mi raccomando, al mio 3 subito dopo la sigla. 1, 2, 3. Cari telespettatori di Telenostalgia, arrivederci. Ma come arrivederci? Ma ancora a cominciare lei se ne sta chiedendo. Stop! Ma così mi sta rovinando la registrazione. Ma perché? Se ancora a cominciare, perché se ne volere? Che poi non ci piacemmo. La redazione mi ha detto che l'intervista sarà trasmessa tra qualche giorno. Quindi, considerato che noi al momento della messa in onda non ci saremo, ho pensato di parlare al futuro oggi per essere al presente tra qualche giorno. Ma quindi noi non ci saremo più? Questo lo sa il Padre Eterno. Ah, non è il regista che decide. E quindi, parlando al futuro, il futuro di Buongiorno è... Arrivederci. E arrivederci! Bravo! Arrivederci. Ora ci siamo? Ora, per favore, non interrompetemi più, perché è il mio primo servizio e mi sento anch'io emozionato, va bene? Va bene. Facciamo finta che non è successo niente e ricominciamo. Vi ricordo, al mio 3, subito dopo la sigla. Riprendiamo. 1, 2, 3. Cari telespettatori di Telenostalgia, arrivederci. Siamo a casa del signor Luigi che ci racconterà la sua bella ed emozionante storia che vivrà. Mi scusi, ma io veramente la storia l'ho già vissuta, dico... Il futuro ha vissuto, Arrivederci. No! No. E vivrà! Vivrà. Riprendiamo? È chiaro? Chiarissimo. Il signor Luigi ci racconterà la sua straordinaria storia. Prego. Arrivederci. Ma che fa? Inizia dalla fine. Ma il futuro di Buongiorno è arrivederci, l'ha detto lei. Ma che c'entra? Lei deve parlare al presente raccontando il passato. Io ora mi viene complicato, signor Salvo, e parlare al presente, e ascoltare al futuro, e pensare al passato. Ma niente di più semplice. Lei deve raccontare il passato parlando al presente, chiaro, no? Veramente è più scuro che chiaro, signor Salvo. Cara, tu ci capisci qualcosa? Diciamo che mi sono fermata dal Padre Eterno. Ma allora scendi, che ci fa dal Padre Eterno? Ma cominciare l'intervista. Cari telespettatori di Telenostalgia, buongiorno. La storia che vi racconterò al presente è la storia del mio passato. A così va bene, signor Salvo? Abbiamo un futuro, presente
È passato. Ok. Ok. Come inizierà la sua storia? Con mia madre. Oggi è morta mia madre. Condoglianze, ma io non lo sapevo. Ma se vuole interrompiamo l'intervista. Ma che c'entra? La madre è morta 3 mesi fa. Stacca, per favore, stacca. Scusate, ma perché avete detto che è morta oggi? Ma perché il presente di 3 mesi fa è oggi? Senta, forse è meglio che parli come le piace, va bene? Va bene. Ricominciamo? Riprendi. Allora, cosa sarà successo a sua madre? Succederà che morirà. Confermo. Allora, carissimi telespettatori, da qui che inizierà il racconto del signor Luigi. Prego. C'era una volta. No, ma che fa? Ma chi c'è, signor Salvo? Che c'entra questo c'era una volta? Ma me lo disse lei di cominciare il racconto e mi disse che tutti i racconti cominciano così. C'era una volta. Signor Luigi, Cilibu c'era una volta. la sua è una storia vera, non è una fiaba. Va bene. Cilibu c'era una volta. Sì, però adesso dimentichi tutto e ricominciamo. Vai. Allora, cosa sarà successo a sua madre? E non me lo ricordo più. Ma come non lo ricorda? Ma mi scusi, signor Luigi, se non lo ricorda, ma che siamo venuti a fare qua? Ma che c'entra? Io me lo ricordo quello che è successo a mia madre, ma lei un secondo fa mi ha detto di dimenticare tutto. Ma dimentichi tutto quello che è successo fino ad ora, perché stiamo registrando solo fesserie. Minchiates con precisione. Giulia! Possiamo finalmente cominciare a raccontare la storia di questa mamma benedetta? Giuseppina, si chiamava Giuseppina Bellavita. E Giuseppina Bellavita sia, cominci! Dai, Allora, mia madre, Giuseppina, detta Pina. è morta 3 mesi fa. E meno male che è morta. Come mai siete contenti della sua morte? Perché così abbiamo saputo la verità su mio marito. Allora continui, signor Luigi, a raccontare quello che succederà a sua madre. Dopo che è morta, le facciamo il funerale e la seppelliamo. Cominciamo un po' prima che morirà, eh? Ah, sì. Mentre sono seduto al suo capezzale, lei, moribonda, mi prende la mano e mi dice: Luigi, devo dirti una cosa. Sarà una cosa bella o una cosa brutta? È quello che ho chiesto a mia madre. E lei cosa farà? E non capirà, perché era un po' sorda, poverina. E quindi? E quindi che si fa in questi casi, signor Salvo? Ho ripetuto la domanda. E sua madre cosa le risponderà? Gli ha confidato che lui ha un'altra madre. Oh, Se non finalmente, lo cari dici tu. telespettatori, siamo arrivati al succo. Lo vuole di pesca, ananas o piracoca? No, grazie, io non bevo in servizio. Giulia, senza distrarci. Torniamo a noi. Signor Luigi, sicuramente lei rimarrà sconvolto dalla notizia. Veramente sono rimasto scioccato. Si vede, ancora oggi ne piange le conseguenze. Chi sarà questa mamma? Indovinello? Ma per questo io ho chiamato voi, perché voglio trovare l'altra mia madre. Sa come si chiamerà questa seconda mamma? Eh no, veramente sta cercando la prima. Ma scusate, ma la mamma di prima non è quella morta? Infatti, la mamma di prima è la sua seconda mamma, mentre la sua seconda mamma è quella di prima. Ho detto bene, caro? Veramente io non ci capisco. Io per non sbagliare cercherei il papà. Come avete capito, cari telespettatori, il signor Luigi sta cercando la sua
nuova mamma. Con precisione la vecchia mamma. Ma di cosa stiamo parlando? Ma qui è la vecchia, qui è la nuova. Luigi, la vecchia che conosci è la seconda. La prima che non conosci è la nuova che stai cercando. Ma solitamente la più vecchia è la prima. Ah, solitamente, ma questo essere caso eccezionale. Boh, tanto eccezionale che io non ci sto capendo più la differenza tra vecchia, nuova, prima, seconda, davanti, dietro, passato, presente e futuro. Anche se parliamo la stessa lingua, caro signor Salvo, che inda capiamo tutte cose allo riverso. Cara, io te lo devo sentire, capire che l'italiano è complicato. Anche a me sta venendo qualche dubbio sulla differenza tra marito, moglie, fratello, sorella, prima, seconda mamma. Boh, ero venuto con le idee chiare e non riesco più a ricordare che siamo venuti a fare qui. No, cercare, mamma, signor Luigi. Ah, sì, grazie. Vai. Allora, signor Luigi, ci ricordi esattamente la scena e le ultime parole che sua madre le dirà dopo di morire? Ma dopo di morire? Ma se è morta è morta. Il futuro di prima è... E dopo! Dopo. E quindi le parole dopo della morte. Ah sì, mentre ero vicino al suo letto e lei moribonda, mi fece segno di avvicinarmi alla sua bocca e mi sussurrò: figlio mio, sto morendo con un beso sullo stomaco. Immagino che sofferenza nel parlarle. E poverina non poteva respirare più perché mi ero dimenticato la bacinella d'acqua sul suo stomaco. Ma chissà da quanto tempo sopportava questo peso. E da quando l'avevo lavata. Ma lei, a quelle parole, cosa farà? Gli ha subito levato la bacinella dallo stomaco. No, dico, quali saranno le ultime parole riguardo lei? Ah sì, mi disse: Luigi, tu a sapere che in un sogno la madre che tu conosci, tu appartieni a una famiglia ricca e a chi a cercare E il nome della famiglia? Purtroppo non l'ho capito. Quando mi sono avvicinato per capire meglio, lei ha continuato a gridare, poverina. E non parlava più. No, era stato lui che per avvicinarsi si era appoggiato con le braccia sullo stomaco della povera madre. Quando gli ho tolto i gomiti era già troppo tardi. Stacca le riprese. Signor Luigi, lei sicuramente si sarà messo a piangere quando ha sentito quelle parole. Piangeva come un bambino. Ecco! Ora, per colpire di più i telespettatori e creare un po' di pathos, deve ripetere la frase con le stesse lacrime di allora. Ma quella essere già asciugate? Ma no! Deve ripetere la frase piangendo. Fai finta. Ci proviamo, sì. Vai, ti prendi. Caro Luigi, tu a sapere che in un sogno la madre che tu conosci, tu appartieni a una famiglia ricca e ti cercare E quindi morirà. esattamente. Ci sa dare qualche indizio per trovarla? E purtroppo no, perché dato che mia madre è morta non ho avuto più notizie. Ah, perché è morta anche la prima mamma? No, chi c'entra, signor Salvo? È morta la mamma che era viva e non mi ha potuto dare più notizie dell'altra perché è morta. E quindi le mamme sono tutte e due morte. Noni, signor Salvo, una è viva e l'altra è morta. E noi dovremmo cercare quella viva. E teoricamente dovrebbe essere così. Sì, ma io cercare padre è più facile. Come avete capito, cari telespettatori, considerata la confusione tra prima e seconda mamma, io la penso come te. Signor Luigi, che ne pensa se cerchiamo suo padre? Madre certa, signor Salvo. Padre, non lo so. Però se lei vuole cercare padre, io sarei doppiamente contento. Ma con piacere!
Cari telespettatori, il caso raddoppia. Non solo cercheremo la madre del signor Luigi, ma adesso anche il padre. E sono sicuro che grazie al vostro aiuto riusciremo a trovare i genitori del signor Luigi. Vi aggiorneremo sulla vicenda e ci vedremo quando dopo. Addio. Perché addio? Non verrà più? Il futuro di arrivederci, eh? E addio, no? Addio. Puoi staccare, puoi No, staccare. aspetti. Vorrei mandare un saluto a tutte quelle persone che mi vedono oggi per la seconda volta. Ma mi scusi, e la prima quando è stata? La seconda è il futuro della prima. Ah sì, brava. Signor Salvo, come Brava. è andata l'intervista? È stata veramente dura, ma è stato il più bel servizio che ho fatto. Ma dice che era la sua prima intervista. E appunto. Cioè, Accompagnami, andiamo. Giulia. Io accompagno? Sì. Prego. Ciao, Cor. Ciao. Oh, ma fui un bravo a contare tutta la mia storia. Speriamo che l'abbiano capita. Che emozione, Giulia. Quando il pubblico mi vedrà, rimarrà a bocca aperta. Sì. Me le sbadigli però. Ma che dici? Anzi, ho chiarito tanti concetti. Ma veramente le complicasti. Luigi, ma secondo te i nostri vicini si sono accorti che a casa nostra è arrivata la televisione? Che esso sicuro. E allora usciamo, magari qualcuno ci chiede anche usciamo? l'autografo, sì? Andiamo. Giulia, noi usciamo, tu sistema le altre stanze, Sì. ci vediamo dopo. Va bene. Va Ciao. bene, arrivederci. Arrivederci. Peggio, amore mio. Come non posso stare un minuto senza vederti? Ti figli una fotografia e la da lei senza bisogno di venire qua. Paolo, lo sa che non c'ho venire in questa casa. Giulio, lo sa che quando vigno qua sogno sicuro di che gioca faccio. Le vette nascere le topagiune. Sì, però rischi anche di non vedere il tasere. E non ti preoccupare che da tutte ci mese di guardia a ma cucino tanozzo. Che come le vedo arrivare mi telefono e mi avvisa subito. Sì, ma almeno affidabile è. Certo che è affidabile. Ci dogno €1 al minuto per avere la massima attenzione. È caravigliato è però sto cucino. Cammina con lo tariffare in mano, però a me mi fa lo sconto, come un parente stretto. Ma che travaglio fa? Che da aiutare la gente in difficoltà. Investigatore privato, allora riverso però. Ma che volessi tu dire? Vuole dire che Edo non scopre la verità, ma la muccia. Zumma, fa lo ruffiano. Con precisione è un collaboratore di chi ha bisogno, fa tutte cose, basta che uno ci ha domanda, aiuto, e subito ci risolve il problema. Naturalmente ogni lavoretto ci applica la sua tariffa. Va bene, comunque ora che mi vedesti va bene, perché sennò ti costa assai. Ma l'amore non ha prezzo. Ti disse, va bene, ma cercati lo travaglio e non lo fare perdere a mia. Lo sa che mi ha fatto una massomero perché io ci dissi che era libera di famiglia e senza fidanzato. Perciò, se sanno che sono inuzzita, mi licenziano seduta standa. Ma sta tranquilla che non lo scopriranno mai che si zita. Per favore, va bene, ti dissi va bene che stare fermo con le mani e va bene che c'è tuo cucino Tanozzo che ti aspetta. E non ti preoccupare che ma cucino Tanozzo mi disse, caro cugino, fai con calma, tanto io Brescia non naio. Certo, a €1 al minuto. Ma l'amore non ha prezzo. Maria,
va bene, per favore, va bene, perché io ora è stare più attenta, perché c'è la televisione di Minzo. La televisione? Sì. L'imma padrona hanno spuntato la televisione. E che fecero un ferme? No, lo signor Luigi sta cercando a sua madre e suo padre. Che fa, le perse? No, li cerca. Perciò veramente Paolo va bene che io mi scanto, dai, Va bene, ti faccio stare qui. Quando unisci per fare la spesa, Sì. però chiamami che mi faccio trovare davanti alla porta. Va bene, ti Va chiamo, bene. ciao. Ciao, amore. Ciao, amore, ciao. A proposito, quando c'è come cucino tanuzzo di passare per pagare le minuti. Perché sull'amore non ha prezzo? Le pagherei? Ma lo sai, amore, che io grana non naio. Stai aspettando l'occasione giusta. L'amabile di tutta quando ti va arrivare l'occasione giusta. Ogni volta mi dici che sta passando lo treno per pigliarla al volo e invece resti sempre alla piedi. E che colpa c'è naio? Io sa tutte banne ci mesero le treni ad alta velocità. Come ci buzza canare al volo? Ma che te pare Superman? Ma cammina, Superman, cammina. Cammina e battene di qua perché sennò ti cimbello io in capo un treno e ti spedisci all'America. Lo treno non ci arriva all'America. Che giusto. Ma che giovia sei? Va bene, ne capiamo, me ne vai. Maria, ora qui. E che ne faccio? Mamma dice che tu credi noi sto cucendo da non so E dove vuole vedere che pensare. non solito padrona. Mamma, Che faccio ora? Che fa? Lo babbo che sei? Mucciate gioca. Maria. Prego. Ma aspettava tu? Veramente no. Da quando ti ho vista ho capito che ho bisogno di te. Ma io avere già lavoro. Che parla l'aria. Ma poi sei perfetta per venire con me. E tu non la vuoi portare? Vedrai, se vieni con me ci divertiremo un casino. Io non avere bisogno di divertimento. Ma perché io che fanno la faccia a divertere? E poi vedo che sei perfetta per venire con me al piano di sopra della mia casa. Ma che sono l'inquilino dello secondo piano? E poi vedo che ti muovi bene e che lavori anche molto bene. Sì, ma tu vedere male. Ora però andare, che i miei padroni tornare, prego. Ok Giulia, io vado, ma sappi che prima o poi ti convincerò a venire con me. Andare, per favore, andare. Ciao, Adolfo. Ciao. Un nesto scimunetto che ti vede tutte cose. Ma cammina, levati, va bene, tanto io non ce ne do ogni conto. E se non incontrano la scala che ci dici? Quale scale? Ma non è che tu che ti vuole dello secondo piano. Sì, iedro. E che ci interessa di te? Perché non si fa la Ma niente, creatori, anzianoleggio, ogni tanto parlare con qualcuno ci piace, a sapere. Sì, se lo dici tu. Che buona. Pronto, Tanozzo? Ciao. A cui telefonasti? A ma cucino Tanozzo. Perché? Ci domandai che se per caso vede arrivare la tua padrona, mi avvisa subito, a cos'è me ne vai. Finalmente facesti una cosa giusta. Ma dimmi una cosa, come mai ci parlava da così l'adia? No, tu a sapere che la mia padrona può essere più importante uomo che stava a sapere che ieri hanno la cameriera straniera. Così a questa c'è importanza, vero? Certo. E allora domani ce l'aumento. Sì, ce la domani, ora che si ricamano, ora basta, che io Paolo, dai, per favore, va bene, però. Va bene, ciao. Ciao, amore mio. Ci vediamo. Sì, mua. Quando esci per fare la spesa poi ti chiamo, avanti, va bene. Va bene, c'è come cucino Tanuzzo che mi incontra a te. Va bene, ciao. Aiutami. Meno male che avevi solo la ucca. Angelo, non va niente, che esso squaglia solo come la gira.
porta! Oh, prego. Maria, che è? Prego, Ho prego. incontrato il signore nelle scale e mi ha chiesto di essere accompagnato qua perché ci vede poco. Grazie, piccolina, te ne puoi ir, Gioia. Che fa, mi conosci più, signore? Veramente non mi viene oggi in mente. Sogno Giovanni, l'inquilino dello secondo piano. Cioè, signor Giovanni, è che l'aveva conosciuto con questo occhiale scuro. Che fece, signor Giovanni? Cangia look. Veramente mi cangiano Lucchi, non lo look. Maria, che è successo? Sta Mi faccio stare zitta, Sì, se pure tu sta assetto. Che Che ci successo? Che successo? Che saccio? Mi doppiare alla porta. Come rapio? Uno comincia a pigliare ma pugna nell'occhio. Cioè. E mi diceva, tu lì assai. E mi cavondava. Cioè. Tu a stare con gli occhi chiusi. E mi cavondava. Non ne appi manco lo tempo di reagire. Mi pareva che voleva approfittare di me, visto che sogno solo, per farmi una rapina. Beh, può essere. Che ci dissi io? Pigliatevi tutte cose. Buono fece. Invece non si pigliarono niente. Cioè. L'avevano solo con le mani. Maria! Me le pistai, ne. Ecco fosse pazzo, che fu? Manco mi dette lo tempo di tagliarlo nella faccia, che già mi ha chiamato. Ma l'ammazza! Ma lei, signor Giovanni, che ha fatto male a qualcuno? Mai a nudo. Cioè. Anzi, io mi scanto dell'umera mia. Solo tanto tempo fa sbagliai con una femmina. E ancora ne stai pagando le conseguenze. Non se, allora, secondo me, può essere questa femmina che ci manda a qualcuno. Non può essere, Sì, non può essere può perché essere. ormai ha passato una vita. Non se, allora, signor Giovanni, calma, chiamare le carabinieri. Per favore, quale carabiniera? Con la giustizia non voglio avere niente a che fare. Ah, ma signor Giovanni, ma non è che hanno arrestare a lei? Ma lo saccio, io voglio stare a così quieto e tranquillo, vieni qua per Allora tranquillizzarmi ci piglio e tecchia d'acqua. rasserenarmi. La volete tecchia d'acqua? No, Ah, quale va, tecchia d'acqua, Angelo, sappi che ci dico? Ora mi innacchiano a riedda in capo e mi vai a riposo. No, signor Giovanni, questo che ha con sé, io Ma l'accompagno. accompagnassi lei, per Avanti. favore, che Maria, che mi sta invirno, mi dette che tu pugna. danno. Un mese dopo, Arriva! Oh, Che buon profumo. oh, ma tu che fai con questo profumo d'ora? È da un mese che ti sogno notte e giorno. Ma tu dormire meno? Giulia! Chi è? E quelli di televisione! Oh, la televisione. Ma perché? Oh, Salvo. Buongiorno. Buongiorno. Volevo informare suo fratello e marito. Marito, prego. E oggi riceverò la telefonata che aspetto da un anno e lo saremo a tutti gli effetti. E comunque volevo informare il signor Luigi che abbiamo ricevuto tante indicazioni per i suoi genitori, ma sono risultate tutte infondate. Anche l'ultima è stata una falsa segnalazione. Si trattava di una coppia, la famiglia Valletta, lei onorevole e lui medico, che però non hanno figli. Se non hanno figli, quale figlio cercavano? No, perché lui sostiene che prima di conoscere la moglie nel paese del signor Luigi aveva frequentato una donna che può anche avergli dato un figlio che lui non sa, ma la moglie ritiene ciò impossibile perché il marito non è nelle condizioni di diventare padre. Lui uomo orgoglioso e lei donna angosciata. Peccato. Medico ed onorevole. E comunque la moglie aveva ragione perché subito dopo è arrivata in redazione la telefonata del vero padre del signor Luigi. Veramente? Dov'è? È qui! E chi è? Sorpresa!
signora, ecco il padre di suo marito. Maria, male mi sento. Solo noi di Telenostalgia potevamo essere in grado di trasmettere queste emozioni. In meno di un mese abbiamo trovato il papà del signor Luigi. Papà! Veramente aspettavo un figlio. Papà, sono la moglie di tuo figlio. Mia nora! No, mia Martini! Sì, papà, sono la moglie di tuo figlio, tua nuora. Io sono papà Paolo. Giulia, lo capisci che abbiamo trovato il papà di Luigi? Lo capisci? Capiscio. Signorina, vado a farla in bagno invece di farla qua. Mi scusi nuora, ma chi sta qui? È la nostra Giulietta, la golf di tuo figlio. Ma insomma, che è golf o Giulietta? Giulia essere mio nome. E golf che è l'angiuria? No golf, essere cameriera straniera. Quindi tu essere molto straniera. Scusate, ma il signor Luigi dov'è? È di là, nell'altra stanza. E allora lo chiami, che così continuiamo la registrazione. Va bene. Cari telespettatori di Telenostalgia, siamo a casa del signor Luigi, dove abbiamo visto in diretta l'incontro a sorpresa tra padre e figlio. Mi scusi, Salvo, ma perché abbiamo visto se l'incontro ancora non c'è stato? Lo so, ma non posso mica sbagliare una seconda volta. La redazione mi ha richiamato per il primo servizio perché parlava al futuro. Meno male. Ora mi ha dato questa nuova Shines e ho pensato di parlare al passato proprio per non sbagliare una seconda volta. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. E quindi parlando al passato, il passato di vedremo l'incontro e abbiamo visto l'incontro. Abbiamo visto. Riprendi. Cari telespettatori, abbiamo visto un momento molto emozionante e il signor Luigi non sa che siamo stati a casa sua con suo padre. Poco fa lo abbiamo chiamato. L'hai chiamato tu? No. Nemmeno io. Ma Allora potremmo stare a aspettare. Salvo, ma come fa a venire qua Luigi se fino ad ora non l'ha chiamato nessuno? Sì, però ragazzi dobbiamo capirci al volo, E che è facile, Il passato di adesso è? Arrivederci. No, è poco fa! È il passato di chiameremo e abbiamo chiamato, quindi chiamatelo, no? Vabbè. Va bene. Luigi, vieni qui dentro un minuto che ti ho detto una cosa. Il passato di ti devo dire è ti ho detto. Brava. Cosa mi hai detto? Ma io non ricordo. E ancora non te l'ho detto. Ma insomma, ma me lo diceste o non me lo diceste? Lei venire e basta. Venire dal verbo venire, basta dal verbo bastare. Non fare cretino. Giulia, non ti permettere di parlare così a mio suocero. Io volere fare solo del bene a Ma lei. che piglia la corrente? Sì, io golf elettrica, no diesel e no benzina. Che caratterino però. Ma chi c'è? Oh, signor Salvo, di Telenostalgia. Signor Luigi, ha conosciuto quest'uomo? No, mai visto. Era suo padre. Era. E ora qui è. Era è il passato di è. Ricominciamo questo presente e futuro. Luigi, questo è tuo padre. Ma padre, ma devo una spuntata. Dell'uovo di Pasqua. Ma è vera sta storia? È verissimo. Oh, papà, quanto mi sei mancato. Figlio mio, dove? Oh, perché mi hai abbandonato? Non te lo posso dire. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Non te lo posso dire. Ma la mamma unna è? Non te lo posso dire. Minchia, ma niente mi può dire allora. Ci picca parlarmi meglio è. Ma capisco, caro signor Paolo, che davanti alle telecamere vuole mantenere la sua privacy. Però dica almeno qualcosa di dolce in un momento così emozionante a suo figlio, invece di buttarlo giù. Tirati su! Alla vaniglia, cacao, al cioccolato.
Come avete visto, cari telespettatori, il signor Paolo ha portato un po' di amore e buon umore in questa casa. Solo questo? E che cosa volevi di più? Zucchero, non questa bevanda. Tutto lo zucchero che via, un mese non lo tirami su. E papà, ma che cosa hai fatto tutto questo tempo? Che hai fatto? Ho fatto il giardiniere, il muratore, il cameriere e tanti altri lavori. Questi erano tutti i treni che voleva prendere. Perché non hai un'automobile? E come no, basta che telefona a me cucino tanozzo mi porta tutte che voglio. Ah, quindi hai tante macchine. Assai. Allora sei benestante, caro papà. Tant'è quello che dico, sto bene. Oh papà, quanto mi sei mancato! Il signor Paolo, dopo aver visto l'appello del figlio in televisione, ha telefonato in redazione e ci ha raccontato la sua storia. Lo abbiamo incontrato e ci ha portato i documenti che testimoniano la sua paternità. Un incontro a lieto fine per il signor Luigi. Grazie, non so come ringraziarvi. Sono veramente felice del vostro aiuto. Ok, ora puoi staccare. Allora, signor Luigi, signora Gemma, ora voi ve ne andate e poi rientrate quando io vi chiamo. Prendete sotto braccio il signor Paolo e vi allontanate in silenzio. Come se fosse un film. Esattamente. Andiamo, Giulia. No, detto voi due. Vai pure tu. Ehi, e che fa? Comanda? Essere io padrone di casa, padre di mio figlio. Andiamo Giulia, andiamo. Come sono andato? Perfetto, bravo, ha recitato da grande attore, continui così. Le ricordo però il contratto che ha firmato con noi, Certo, state tranquilli che sarà un segreto per tutta la vita. Altrimenti i 40.000 euro che le abbiamo dato ce li riprendiamo e lo denunciamo pure per averci ingannato. Lo so, non preoccupatevi. Ne sono sicuro. Fui io stesso a proporvi l'affare, quindi state tranquilli. E noi abbiamo accettato perché ci è sembrato e ci sembra una persona seria. Poi, considerato pure che dopo quasi un mese non si era fatto vivo nessun familiare, ci è piaciuta l'idea di dare una bella notizia ai nostri telespettatori presentandola come il padre del signor Luigi. Non potevamo mica fallire. E faceste bene, perché le buone notizie, o giuste o sbagliate che siano, fanno sempre bene alla televisione. Ma infatti, noi vogliamo far felice i nostri telespettatori. Ora mi raccomando, noi facciamo le ultime riprese e poi noi ce ne andiamo. Lei rimane ancora un po' con suo figlio e poi però con una scusa se ne va. Però mi raccomando, ogni tanto gli telefoni e così lo lascia pure contento, va bene? Ma se ci stai bene non posso restare qua per sempre. Ma certo, ma faccia pure come crede. L'importante è che non esce fuori la verità. Ne va della nostra reputazione, ma soprattutto della sua libertà. Tranquillo. Signor Luigi, signora Gemma, potete entrare. Eccoci. Prendete sotto braccio il signor Paolo e vi allontanate in silenzio. Telespettatori, ancora una volta un trionfo per la nostra trasmissione. Un ritrovamento difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Da casa Luigi è tutto. L'appuntamento è per la prossima volta. Buona giornata a tutti. Peccato sia finita. E che scena emozionante questo finale.
Sono sicuro che domani, quando trasmetteremo l'incontro, avremo un'altissima percentuale di share. Ma perché tutte queste sciarre? Ai telespettatori queste cose piacciono. Ah, ci piacciono e si sciarriano. Ma no, lo share indica a quante persone è piaciuto l'indice in televisione. Perché secondo voi questo colore non è piaciuto? Va bene, allora noi andiamo a festeggiare questo grandissimo successo con i miei colleghi. Voi festeggiate pure con vostro padre. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Salutatemi la golf. E grazie per avermi fatto trovare mio figlio. Oh, come sei caro papà. Finalmente insieme. Da oggi non ne lasciamo più e starai con mia in questa casa per sempre. Ma che dici? Perché tutti questi sacrifici? Oh, buongiorno signora Stati. Oh, pardon, come sta? Non è proprio quello il mio cognome, ma comunque va bene così. Tutti avere ingiuria. Io Giulia la Golf. Sì, Giulia la cameriera straniera. Ah, sì, prima chiamare Mercedes, in italiano Golf. Comunque io sto bene, e tu? Un po' confusa, ma bene. Spero che la tua confusione non confonda anche me. Ma dimmi, ne abbiamo novità sul signor Luigi e la signora Gemma? Io non poter rispondere. E perché? Perché io ancora non sapere cosa succedere. Perché? Perché io sta temuta. Ma cosa è successo? È aumentata la famiglia? Sì e no. O sì o no. Ricordati che c'è il regalino per te. Se tu avere fidanzato e questo fidanzato diventare padre e padrone, suo fidanzato come state? Fidanzato stronzo. Esatto, stronzo tutto. Ma scusami, cosa c'entra il tuo fidanzato con la famiglia del signor Luigi? Quello che chiederei io. Ma tu non dire a nessuno che io essere fidanzata, altrimenti padrone mio licenzia. Perché è geloso? No, perché io ho detto che non avere fidanzato. Ah, hai paura della bugia. E di rimanere senza lavoro. Ma dimmi, il signor Luigi e la signora Gemma, tu hai scoperto qualcosa su di loro? Proprio stamattina signora Gemma ha detto: oggi aspetto telefonata importante per sapere se diventare marito e moglie. Oggi? Ma ancora insistono? Ma sono proprio curiosa di conoscere questa situazione. Facciamo così, siccome io resterò in zona per lavoro, ti lascio il mio numero di telefono e tu, appena arriva la chiamata alla signora Gemma, mi chiami, io vengo e ti porto il regalino. Oh, bene, come dice lei, signora D'accordo, Stati, allora d'accordo. rimaniamo così. Va Ci bene. vediamo dopo. Ci vediamo dopo, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ma chi sta? Ci tiene proprio a sapere come sono covenati in questa famiglia. Ma come ce lo poteva dire che la famiglia aumenta d'un padre, che non è suo padre? Vado ad aprire io. Buongiorno, prego. Buongiorno, cerco il signor Luigi. È mio marito. Posso dirlo a lei? Mi pare logico che possa parlare con me. Sa, la mia posizione è molto delicata. Dica, cosa è successo? Sono indecisa se parlare o no. Beh, allora quando è decisa ritorni. Per essere qui sono decisa, solo che non sono sicura se faccio bene a parlare. E allora quando è sicura ritorni. Me ne vado, me ne vado. No, no. A questo punto, giusto o sbagliato, io parlo. Oh, finalmente. Dica. Io mi chiamo Lidia
E sono la madre di Luigi. Cosa? Veramente? Ha capito bene, sono la madre di Luigi. Ma è vero? Certo, ho visto il programma in televisione ed è quasi un mese che non dormo più la notte. Ho cercato di farmi coraggio per venire qua e raccontare la mia storia, ma non ce la facevo. Oggi mi sono presa di coraggio ed eccomi qua. Ma mi scusi, quale prova può portare che lei è veramente sua madre? È perché nello stesso periodo e nello stesso paese ho partorito un figlio che ho chiamato Luigi e purtroppo l'ho dovuto abbandonare per paura di mio marito. Perché suo marito non lo voleva? No, perché mio marito non era suo padre. Mi scusi, ma come l'ha concepito? Ma che domande fa? Non ho sentito parlare mai di debolezze. Debolezze? No. Di corna. Certo. E purtroppo in un attimo di debolezza ha fatto le corna a suo marito. Esatto. Mamma, che emozione. Chiamo la televisione. No. Deve rimanere un segreto tra me e Luigi quando glielo dirò. Perché? No, la mia posizione può provocare la rovina di tutta una vita. Mio marito, buonanima, ha lasciato un testamento in cui scrive che io sono l'erede di tutte le sue ricchezze. Che sarò diseredata se la mia condotta morale sarà sporcata da qualche comportamento non adeguato. Certo, allora che rimarrà un segreto. Chiamo Luigi. Mi tremano le gambe, ho aspettato troppo tempo, figlio Luigi! Oh, che c'è, cara? Luigi, ti presento Lidia. Ah, piacere. È tua madre. Ah, sì, mia madre. Mia madre! Tua madre! Mamma! Sì, figlio mio. Ma scusami, mamma, ma come fa a dire che sono tuo figlio? Perché tu nasciste quando ti partorì. Giusto. Che emozione! Anche per me. Ma perché non mi cercasti prima? Perché? Perché mi scandava a svelare il mio segreto. Cioè? Cioè che tu nasciste in un momento di debolezza, cappe con un cameriere di un'amica mia. Fu toccata e fuga. Di 10 minuti ne conosciamo e ti abbiamo concepito. Ma a me, ma chissà, non è debolezza, ma fama arretrata. Purtroppo sì, ma marito mi trascurava sempre, si occupava di proprietà, di terreno. Lui non ha saputo mai niente di questa storia, né tantomeno di te. Prima che nascessi, con una scusa mi trasferì nella villa in paese dove sei nato. Appena nato, rintracciai con l'amica mia, il cameriere tuo padre. E ti affidai a lui. Ma ci fece avere una valigia piena di soldi per poterti campare per tutta la vita. E io con questa valigia piena di soldi si è messa a cattare macchine. Tu che sai? Che fa lo conosci? Ah, certo che lo conosco, mamma, certo che lo conosco. Ecca! Ecca? Me ne vai! No! Ma come che... non lo voglio vedere! Ma che ti viene in testa? No, ma venisse. No, ma perché te ne vuoi? Vieni qua! Non lo voglio vedere! No, ma perché? No, perché? Perché non si fece più sentirmi per dare notizie di te. Ma manco io ne ho avuto notizie dentro, ne fece una sorpresa, venne stamattina. Proprio stamattina? Sì. Maria, segno del destino, che giornata fortunata, nello stesso giorno trovai a mia padre e a mia madre. E questa sera probabilmente anche tua moglie. Scusa, ma maritate stasera? No. No, già un anno che siamo maritate. Allora stasera festeggiate l'anniversario. Auguri! Come sono contento, lo figlio, te la spassi questa bella mogliere, Ma lo sai come me la spassei io, specialmente la notte, davanti al letto, facemmo trekking. Oh, bella madre, che sono queste cose fetose? Ma quale cose fetose, mamma, quale cose fetose? E ne mentimmo a braczetto, a così, e ne girammo tutta la stanza, davanti, a così, e ne arrivi. Appena stancammo. Giustamente, andiamo a corcare. Chiamo tuo padre. No. Dal momento che se n'è andato l'ho cancellato dalla mia vita. Non lo voglio vedere.
Luigi, questo segreto lo dobbiamo conoscere solo noi. Ma perché? Perché? Perché tua madre perderà tutte le sue ricchezze. E allora certo che rimarrà un nostro segreto. E con tuo padre come facciamo? Già, davvero? Ma e se tu ti riconosci? Io ci dico che sono una che ci assomiglia e chi vuole pensare pensa. Oh, scusate, non sapeva che aveva ospite. Già, arriva ora, ne fece una sorpresa. E qui è. Ma che fai? Io come giro tondo? È timida. Peccato, mi avesse piaciuto conoscerla meglio. Già lo faceste e fu superchio. Addirittura, a così riservata è. Dà poca confidenza alle persone che non conosce. Ma che inda di mio figlio siamo tutte una famiglia. Avesse essere a così, a me ci non è. Perché? 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 E chi è detto che quella che sta caindo fa parte della nostra famiglia? Per esempio, piglia Giulia. Giulia, la nostra cameriera, sta caindo, ma non fa parte della nostra famiglia. Perché? Anche la signora Lidia va a stare caindo e non fa parte della nostra famiglia. Perché? Perché? Perché la signora Lidia, la signora Lidia è la mamma di Giulia, sì, di Giulia, la nostra cameriera. La mamma di Giulia. Perché? Che fa? La conosce? No, non la conosco. Sicurissimo, mai vista. Mai visto, mamma. Mamma di Giulia. Che fa? Lo conosce a mio padre? No, perché l'ha vista a conoscere. Già, perché? Anche noi altri credenti sappiamo che esiste lo Spirito Santo. E che c'entra? Che c'entra? Può essere che ogni 2000 anni si rinnova la Sacra Famiglia. Che cosa vuoi dire? Che io sogno un bambinito, nasciuto per virtù dello Spirito Santo. Sogno pure un marito putatevo, con una moglie immacolata, dico. Più Sacra Famiglia di chi sta, chi c'è? Chi c'è? Ma finiscila. Oh. Cerca di goderti la presenza di tuo padre. Del resto, quello che ormai è presente è già passato. A rincominciare questo presente è passato. Sa che ti dico? Amonenne, lasciamole sole la signora Lidia e mio padre, così potranno conoscersi meglio. Prego. Hai ragione, amore, andiamo. Prego. Perciò sei la mamma di Giulia. Lo dissero ora, Luigi e Gemma. Prima di risinne. Sicuro? Ci avesse essere dubbi. Che fa? Mi conosce? A Tia no, ma a Giulia sì. E come fa a conoscerla? Sogno lo sozzeto. Tu sei lo zio di Giulia? Sì, e non mi ha parlato mai di Tia. È che siamo lontani, ne sentiamo picca. E tu sei lo padre di Luigi? Sì, che c'è di strano? Che fa? Non può essere. Tutto può essere nella vita. Però ma figlio Luigi non lo sa perché sogno lo zio di Giulia. Certo, un penso che fosse contento a sapere che sa padre è lo zio della sua cameriera. Infatti, perché se non ce lo voglio dire, ci può restare troppo male. Ma a proposito, come mai ti fecero trasere in questa casa, visto che volevano una cameriera sola, senza famiglia e senza zeto? Ma la mamma è sempre la mamma. Oh, che fa? Vi riconosceste voi? No, ne stavamo presentando. No. La signora Lidia è veramente una gran bella signora, degna di sua figlia Giulia. Anche io è degno di Tia. Buon sangue non mente. Signor Luigi, la signora Gemma la vuole in camera sua. Giulia, complimenti per tua madre. E una la vedeste. Giulia, lo può dire che chi sta tomati, una mamma è sempre la mamma. Ma Ida? Te desse dello che è tomato. Sì, ma io veramente... Non ti preoccupare, te desse dello che non ti licenzio. No, ma... Lo potere avere una mamma non è motivo di licenziamento. Dello. Certo. Oh, Giulia mia. Giulia mia. Non ci stai capendo niente. Non c'è niente da capire. Papà Paolo e signora, potete dire da quando io parlo con Mercedes e Giulia. L'importante è che non la licenzii. Può stare tranquillo. E allora va bene. Va bene. Andiamo, Lidia, Andiamo. Prego. Giulia, vieni qua.
Ma io non capisci che questo ho appena sorpresa importante in di mia. Mi venne a trovare mamati. Lo capisci? La signora Lidia non è tomate, ma è mamati. Ma siccome io per motivi vari non lo posso dire a mamati, ci disse che mamati è tomate. Ma che dici? Ma sembra come assomiglia a Pennelli. Ma che c'entra? Vuol dire che tu assomigli a tuo padre. Sì, ma padre, se manco lo conosci a mio padre. Vieni qua, dai. Se una figlia non assomiglia alla madre, vuol dire che una figlia a qua assomiglia, a suo padre. Sì, certo, a suo padre, però... Se la signora Lidia è sua madre, avesse a conoscere a Paolo, al signor Paolo. E invece non si conoscono, non si conoscono. E come lo vede da lei? Per virtù dello Spirito Santo. Brava, lo vedi che ci arrivasti pure tu. Ficero, toccata e fuga, come la musica di Bach. Sì, lo capisci? Questo per dirmi che non ha più il tempo di conoscersi bene. Allora per questo io è dire che la signora Lidia è mia madre. Brava, lo vedi che lo capisci pure tu, però vedi che deve rimanere un segreto tra noi due, Gemma e Lidia. Signor Luigi, la mia bocca è aperta. Sei aperta come un pesce, lo saccio, però ascoltami, devi mantenere il segreto, perché se tutto va come dico io, Maria, tra le ricchezze di mio padre e le ricchezze di mia madre, t'assumo per sempre. Sì, lei è generoso. E ti do per l'aumento. Allora ora non la potremmo ragionare. Comunque, signor Luigi, può stare tranquillo che il suo segreto è mantenuto. Perfetto. Scusate. Oh, mamma, Giulia adesso sa tutto. Sono contenta. A così un mammuccio davanti a te. Finalmente. Mia, può stare serena, signora. Oh, mi scusi, mamma. Come sono contenta di conoscere pure a te, figlia mia. Allora, vero è che aveva tu? Aveva dubbi, papà? Veramente un po' ce l'aviva. Così ora non ce l'avevo più. Il nostro è un amore speciale. Come speciale lei, signorina? Papà Paolo, vuoi mangiare qualcosa? Certo. Giulia, bisogna fare la spesa. Sì, certo, le sorde. Papà, ci vuoi ieri con Giulia a fare la spesa? Certo. Le sordo una so. Mentre ce le do e che dopo te le dogno. Tesoro, con la prescia che via di venire che mi scordai lo portafoglio intra, le può anticipare tomate. Ma io cammino con il portafoglio vacante perché mi scando che me la rubano. le sorde. Giulia, tieni. Non fare grandi spese che lo sai che sono a dieta. Queste grana, cara Nora, ne mente tutta a dieta. Così controlliamo meglio il colesterolo. Ma io non ho colesterolo. E sta attento che ti può bene con tutte queste emozioni che ti sta pigliando, ti può bene. Avanti, dai, andate ora e sbrigatevi. Che fate ne che se facciamo con calma? Tanto a cucino tanto solo le licenze hai. Era un tuo dipendente. Un mio collaboratore. E che faceva con precisione? Ha detto alla mia vigilanza. Quindi avevi la guardia del corpo. Ma sei davvero importante, Mi papà. copriva le spalle. Mamma, ma sei veramente importante. Va bene, a Giulia andiamo prima che giochino le negozi. Sì. Amone. Mamma, ma tu sei sicura che non lo conosciamo a padre? È sicuro. Lo vedi solo 5 minuti nella mia camia e nato 5 minuti che non capisco più niente. Ma è veramente strano che i dubbi che manco conosci manco a te. Chissà quando femmina voto che si va a ricordare di mia. Ma che c'entra? Ma tu ci dasti un figlio e poi ci dasti una cosa più importante, cara mammina. Ci dasti una valigia piena di sorte. Magari di chi se la ricorda. E di mia che non si ricorda come sono fatta. Intanto è sicuramente lui, perché ha detto che ha fatto il cameriere. Davvero, lo sentivo pure io. L'ho visto, è proprio io.
Ah. Mamma. Ma che sensibile, sta moglie, mi pare che facessi un matrimonio speciale con questa Carusa. Pare che ti vuole bene lo doppio rispetto alla gemella. Brava, te ne addonaste pure tu, hai visto? Sogno femmina, e lo capisco. Ma ditemi, ma che amore è il vostro? In pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male. Ma sono proprio terci ste tua padrona. Questa miserabile spesa ci a mangiare 4 persone. Sì, veramente cengo, ci sono pure io. Te, però me lo potete vedere che tua madre via bene qua. Ma quale madre, perdone! Quale madre? Chissà, non è madre, ma lo signor Luigi, che è la mamma dello signor Luigi. Ma lo signor Luigi mi disse che tu non la sapere. E perché? Non lo saccio, mi disse che per motivi vari tu queste cose non la sapere. Ma scusa, se io è la mamma di Luigi, sape bene che io non sogno lo padre. Come mai non ce lo dici? No, perché mi disse lo signor Luigi che ti conosce perché suonava con Bach. Ah, allora che sto Bach è lo padre di Luigi. Sì, Bach e Beethoven. Mi disse che fu... Cos'è? Toccata e fuga come la musica di Bach. Meno male, se ci avesse stata una tarantella siciliana sicuramente mi avesse conosciuto. Senti, che sto per dire? Te che queste non ha però lo tempo di conoscersi bene, eh? Allora non mi conosce per davvero. Esatto. Ma fece buono però a farlo papà. Almeno stai qua vicino a te. Ma quale? Ma quale che tu fosti un incosciente? Che venisti, che entra fino a con la televisione. Ma che fa? Che faccio schifei a 40.000 euro? 40.000 euro? Sì, per la mia prestazione. Considerato che non potevano trovare lo vero papà, mi ci proposi l'idea ci piace e mi dietro 40.000 euro. Tu sei sempre lo solito imbroglionazzo. E ora che fa? Che fare? Mi vigna stare qua con mio figlio. E la mazzita. Che sono un telefono. Pronto? Ah, no, io non lasciare niente in sue mani. Profumo? Quale profumo? Lei non odorare più mani. Qui era? Che giù dello piano in capo. E che buliva con le mani? No, creatori, mi telefonava che mi disse che stamattina mi incontrava nelle scale e gli ci dette la mano. E lo profumo che c'è trase? No, mi voleva dire che lo profumo ci resta nelle mani. E perché non se lo lava allora? Mi però che fa l'adio, perché non se le lava. Io è solo, un creatore ogni tanto parlare con mia, ci fa compagnia. E perché un telefono a suo suo? Perché un telefono a sto catananna, scusami, è che sei geloso. Sì. A camina, geloso. Pronto, Tanozzo? Va bene, ciao. A cui telefonaste? A ma cucino Tanozzo. Ma perché? E ci deve accattare un panino che avevo l'impressione che a questa miserabile spesa a restare morto di fame. Sì, morto di fame. Carissima, ci stava dicendo a tua figlia che aveva una gran bella madre.
Ma io invece ci volessi dire a mia figlia come si può mettere con lo padre dello suo padrone. E tu che ne sa? Me lo dissi, lo tozzi tu stesso. Ah, ma ce lo diceste? Ma che fa? Lo potevo ammucciare a tua madre, che in di mio figlio siamo tutte una famiglia, e bugie non se ne dicono. Mamma, per favore, però non ci dire niente allo signor Luigi, perché che tu non lo sai che sono zitta, se no mi licenzia. Ma il sapato non ti può dire niente. Sì, se la fede che la licenzia sia a mia. Veramente facesse bene. Perché? Come perché? Che è normale come sta imbrugliando? Io vedi che non stai imbrugliando a noi. Se lo dici tu. Giulia, che cominciaste a fare la soggera, cominciaste a fare. Dici a tua madre che si sta calma e pulita. Se no te lascia e me ne vai. Lascia, vadine, via. Ricordate che hai sogno lo padre di Luigi, lo padrone di casa, e tu sei la madre di una cameriera, anzi, di una golf. E io ci dico a mia figlia che ti lascia. E ci dico a mio figlio che la licenzia abbiamo a fare a tutte loro. Ah sì, e io ci dico al signor Luigi che si lo zitto da se cameriera e ti faccio disonorare. Basta! E io vedo che tutti voi invece di fare ve li fate vostri, perché se no Caindra ci sono problemi per tutti. Ha ragione, mia figlia, ha ragione. Avanti. Soggera, facciamo la pace. Facite la forza. E che? Oh, finalmente! Che fa? Vi riconosceste? Ah no, ne stavamo presentando. Quando vado per presentare? Ci stava facendo le complimenti per la brava figlia che hai. Con l'abbraccio. Che sei geloso? Assolutamente no! Anzi, vi abbraccassimo sempre, fosse l'uomo più felice del mondo. Mi inchiestevo veramente la casa, come se fossimo mamati e ma padre. E meglio solo sogno io tuo padre. Ma io ti potessi venire madre. Infatti. Luigi, come dobbiamo fare per sistemare, per far dormire a casa nostra tuo padre Paolo e la signora Lidia? Potremmo dormire assieme. Giulia dormi con Lidia, a mio padre lo sistemiamo nello salotto. Va bene. No, non lo davano noi, è scomodo, non ci faccio dormire. Sei tipo pupeggio di porcellana, lo salotto. Facciamo così, andiamo di là e vediamo come poterci sistemare. Andiamo. Va bene. Arrivo. Oh, ma che è successo? Ma che ci fu? Che è successo? Cade delle scale? Mi ha chiesto di riaccompagnarlo qua. Ah, quale cade delle scale? Quale cade mi posso settare, signore? Certo che si può settare, Maria. Allora braccio rotto, calave. Ma che ci fu? Venne a riechiddo come pistalucchi. Cioè, a rire. Che mi luccio così. A cos'è? Così, gioia mia. Mi doppia, come un rapio mi disse, sogno chiddo dell'altra volta. E ci venne a domandare scusa. Ah, meno male. E mi porge la mano. Io sogno un angelo di pace. Ci dette la mia. Me la cicchia così forte che mi sto caduita. Poi mi dissi, ci portai tecchia di candeggina per lavarsi le mani. C'è sto pazzo, perché? Perché? Che ne saggio perché? Piglia la bottiglia di candeggina, me la versai nelle mani e mi disse di sticare mille. Poi mi ha domandato di odorarle e mi disse che sentiva. E che sentiva? E che sentiva, signore, puzza di candeggina. Che è? Appena ci disse così, si mise a ridere e si ne dicendomi, questo è meglio dello profumo francese. Un di lavare c'ho le mani. Ma almeno stavolta sto pazzo lo riconosce. No, mi pare che non l'hai visto mai. Cioè, signor Giovanni, ma manco qualche botta cazzuta. No, mai. Cioè. Comunque aveva venuto qua. Sì. A domandare ci visto che si femmina. Quando posso stare così senza lavarmi le mani? No, signor Giovanni. E che fa babbia con la candedina? Prima se le lava e prima li frisca. Vero? Certo. Allora grazie, amore ne piccolino. Ma accompagna. Aiutami. Grazie mille. Arrivederci. Pulita avanti. Piano nelle scale. Accompagnalo.
Cioè, io avevo pensato che era stato Paolo prima a romperci gli occhi, che dopo la gelosia, ma stavolta che è stato con mia. Perciò non voglio, ma... A tua madre ci dittero una bella stanza e abbia confermato lo divano. Certo. Ma che ti pare giusto, ti pare? O principe di Taituta viene a dare la meglio stanza, ti verranno a dare. Ragione ha. Tanto prima o poi mi vieni a curcare qui. Tale, finiscila, non ti arrisicare a trascinare la mia stanza perché io sono capace, cade con tutte cose allo signor Luigi. Mamma mia che se suscettibile. A quando si dorme, si dorme. Sì, quando si dorme, si dorme. Io la conosco la tua mania, la conosco. Comunque, Talè, fammi ieri già entra quando vedo se hanno bisogno di mia, va, per favore. Io ho bisogno di te. Buongiorno, prego, accomodatevi. Vedo che sei diventato il padrone di casa, che apri pure la porta. Ma figlio mi ci fece a diventare. Bravo, bravo. Continua così. Mi fa piacere vederti a tuo agio. Nessuno sospetta niente? No, per tutte sogno lo padre di Luigi. Bravo, bravo, continua proprio così. Non ti preoccupare, ma tu che bene sta a fare? Sono venuto a chiedere una cosa al signor Luigi. Signor Salvo, che facca! Ci sono pure io. Non mi interessa. Ma vedo che ogni ora che passa il siciliano lo parli sempre meglio. Che fa, non può essere? Se non lo sai, la signorina Giulia è di Barcellona. Pozzo di Grotto, provincia di Messina. No, Barcellona do Brasile. Ma quale Brasile? Barcellona in Spagna. Paese mio essere Brasile do Nord. Barcellona do Brasile. Me lo immagino. Ma volete che chiami il signor Luigi? Arriva subito, signor Luigi! Ma quanto è bella sta Giulia! Sangue brasiliero! Me lo immagino quando balla il ballo brasiliano che s'annaga tutta. Tu soffri troppo dell'allucinazione, vai troppo oltre con la fantasia. Oh, buongiorno, Salvo, che c'è? Signor Luigi, la redazione vuole sapere se possiamo fermarci con le ricerche di sua madre, perché sembra impossibile rintracciarla. Certo che non la potete trovare, è morta. Ci arrestai io veramente male a sapere che mamma è morta. E allora avevo capito bene la prima volta quando dicevo che tutte e due le mamme erano morte. Veramente, la prima volta parlavamo tutte la stessa lingua, signor Salvo, e capivamo tutte cose allo riverso. Allora io vado e comunico in redazione che il suo caso si è felicemente chiuso col ritrovamento di cotanto padre. Felicissimamente, può andare. Io accompagnare, prego. Buona giornata. Prego, sì, tu accompagnare. Papà, ma dimmi una cosa. Prego. Come è che ti venne in mente di dirci a dire che la mamma morì? Come ti venne in mente? Quando una è morta nel cuore di nato, è morta per sempre, quindi è meglio non cercarla. Ha ragione, papà, sa che te ne come male che tu vai a tia, sono così contenti. A monene da India che ti fa vedere una cosa troppo bella. A monene. Mi parte una battuta, Ma che si è messo in testa sto babbo? Ma purtroppo io non ce lo posso dire che sono zitta, perché questo è capace che poi lo racconta lo signor Luigi. E manco lo posso dire a Paolo, che tu è geloso, se vede che lo va a ferrare e l'ammazza. Ma che fare? Che leggi? Niente. È sul biglietto che hai a mano che è? Niente, una poesia che tu hai. E di cui è? Niente, non c'è scritto niente c'è scritto. Che poesia è se non c'è scritto niente? No, non c'è scritto con la scrisse. E che dici? Niente, non dici niente sta poesia, Certo che è un capolavoro sta poesia. Mo, fammi vedere. Sapete, lei? Mo, d'una milla. Cara Giulia. È la sorella dello poeta. Che coincidenza. Si chiama Cumattia. Sì, e io perché solo stava leggendo? L'avete capo e curiosità? Cara Giulia, vedendoti sotto le vesti della cameriera, sono rimasto sconvolto.
Un porco proprio sto frate che ci taglia le gambe alla suora. No, Ho capito subito che sei l'ideale per stare con me nella parte più alta della mia dimora. Ah, ma che sta a ridere che te lo sa con un piano io? no, ma che dice? Non m'ammucciare le cose, che te pare un cretino, ogni volta te vuole fare accianare da un capo qui. No, ma non è vero. Sì, salirò insieme a te fino a quando le mie gambe avranno la forza di farlo. Ah, miglia a sapere. Levati. Pronto, Tanozzo? Va bene, ciao. A cui telefonaste? A me c'è un Tanozzo. Perché? E ci desse da accattare un libro di poesie più bello di sta fitinzia che te leggeste. Taleva, sa che ti dico, va a tenere già intra, che vai a rapo, va a tenere già intra. Fitinzia, va a tenere già intra, che falladio. Ah. Prego, si accomodi. Buongiorno. Cerco il signor Luigi. Sì, attenda un attimo qua che glielo chiamo, un attimo. Signor Luigi! Buonasera. Buonasera, dica. Ho visto la trasmissione, io l'ho visto e sono venuto di persona per conoscerla e porle qualche domanda. Posso? Un minuto che chiamiamo Muglieri. Un minuto. Gemma! Sa, è lei che ha seguito tutte le fasi del programma. Che c'è, caro? Buongiorno. Salve. Sì, il signore ha visto la trasmissione e vorrebbe avere qualche informazione in più del programma. Prego, dica. Io volevo sapere se suo marito Luigi ha mai conosciuto suo padre prima della trasmissione. No, mai visto. Ma lui non si è mai fatto vivo con voi? Mai. Ma almeno sa come si chiama? No. Sa. Le chiedo questo perché subito dopo la mia laurea sono stato ospite in questa zona per un periodo di formazione. Qui ho conosciuto una ragazza che vendeva bibite in un locale. Ci frequentammo per tutto quel periodo e diventammo amici e insomma alla fine ne nacque un amore. Breve, ma intenso, sincero. Subito dopo, per motivi di lavoro, andai via e non ho più saputo niente di questa ragazza. Ma mi scusi, ma io che c'entro? Sa, le cose della vita non si sanno mai, potrei essere padre a mia insaputa. No, ma mio marito il padre lo ha già trovato. Veramente? Sì, è là dentro. Allora, scusate, ho parlato inutilmente, tolgo il disturbo, non sapevo della notizia No, comunque. non si preoccupi, anzi la ringraziamo per l'interessamento. Ma si figuri, e tanti auguri per suo padre. Grazie. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Mi scusi, lei è il signor? Sono il dottor Fabio Valletta. Dottore Valletta? Sì, perché mi conosce? No, per sentito dire, ma per curiosità, come si chiamava la ragazza che incontrava? Ma è come dimenticarla? Lucia Carpisi. No! Sì. Che c'è, cara? Non può essere! Ma non può essere cosa? Non può essere, dottore! Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Assolutamente. Ma cara, perché tutte queste dobbe? Che sta succedendo? Io? Tu? Io sono la figlia di Lucia Carpisi! No! Sì! Ma lei ha altri fratelli, altre sorelle? Lucia! Ma quale Lucia? E lei? Io sono Lidia. No, tu sei Lucia! Ma se è Lidia non può essere Lucia. No, ma è Lucia, ma sono Fabio! Ma non ti ricordi di me? Fabio. Ma che ci fai qua? Ma come stai? Ma veramente è mia madre? Sei mamma. Sì. Mi scusi, dottore, ma lei è proprio sicuro che la ragazza che incontrava si chiamasse proprio Lucia Carpisi? Assolutamente, è la qui presente, lo chiedo a lei. Ma non può essere. Ragione, aveva il dottore. Io mi ci presentai con suo nome. Quindi tu sei la mamma di Gemma. A quanto pare sì. Ma io non lo sapevo che Gemma è mia figlia. Io sono venuta qua per te, perché ti ho vista in televisione. Tutto quello che ho raccontato, del testamento, del cameriere, non è vero niente.
L'ho detto solo per non farmi mandare fuori da questa casa. Ma a questo punto devo dire la verità. Da ragazza me ne scappai con un giovane. Era un grande amore per tutti e due e subito ti abbiamo concepito. Purtroppo, dopo qualche anno, scoprì che tuo padre era diventato un giocatore di carte e aveva debiti fino al collo. Mi disse che se ne andava al nord per guadagnare di più e pagare i debiti. Invece sparì dalla circolazione e non seppi più niente. Disperata, t'affidai a una famiglia vicina di casa e mi mise a cercare lavoro. Lo trovai. Vendevo bibite in un locale. Qui un giorno conobbi il dottore e per non fargli conoscere per vergogna la mia storia, mi presentai con un nome di una mia cugina che era morta, Lucia Carpisi. Ci innamorammo e da quella storia nacque una bimba, ma lui non ha mai saputo niente di tutta questa storia, perché nel frattempo se n'era andata e avevamo perso i contatti. E io mi ritrovai di nuovo sola e con una bimba. Non ho avuto più il coraggio di tornare nella famiglia in cui ti avevo affidata e decisi di andare in un altro paese, tanto sapevo che eri in buone mani e ti potevo riprendere quando le cose miglioravano. E invece le cose non miglioravano. E per non fare soffrire la bimba, che aveva quasi 2 anni, decise di portarla in un convento. Alle suore ci disse che la madre era una mia cugina che era morta, Lucia Carpisi, e che il padre era un alcolizzato. Non ci dissi nemmeno come si chiamava mia figlia e me ne scappai per paura che mi bloccassero. Per questo motivo io non ho mai saputo come chiamarono mia figlia. Poi ho visto il programma in televisione, ho riconosciuto te, Luigi, e mi sono presa di coraggio ed eccomi qua. Allora Paolo, non è ma padre. Ma quale Paolo? A chi non lo conosco proprio, non hai potuto parlare perché mi scandava che veniva fuori la mia di verità. Io sogno qua perché sogno lo zeto di Giulia. Lo zeto di Giulia? E perché mi veniste a dire che sei mio padre? E perciò se rientra a sta casa, visto che volevo una cameriera che mancava di essere zitta. Oh mamma, Giulia mia. Lidia, perdonami. Sai che non ho più saputo niente della nostra storia e di nostra figlia. Purtroppo le nostre strade si sono divise, non ho più saputo niente di te, ma ora sono un medico affermato, sono ricco e posso prendermi cura di te e di nostra figlia. Io voglio riparare il mio errore. Oh papà, non c'è niente da riparare. E quello che è successo oggi mi ripaga di una vita infelice. Piuttosto voglio chiedere scusa a voi, Gemma e Luigi, per tutte le bugie con cui mi sono presentata in questa casa. Non hai più niente da giustificarti, ormai la realtà è qui davanti a tutti. Ma veramente la realtà non è come la state vedendo noi. Cosa vuoi dire? Perché noi non siamo come ne vedeste alla televisione. Non siamo una famiglia ricca, siamo una famiglia modesta. Scusa, è la cameriera? E la cameriera ne fecimo lo moto, ne scandavamo che in alla televisione senza ricchezze. Non si faceva vedere nostro che entra come genitori. Sa, trovare un figlio ricco è una cosa, ma trovare uno scarso senza sordi è un'altra. Dopo ti sbagli, perché in qualsiasi condizione le figlie sono figlie. Il problema è che non le può cambiare come a tutte le altre, come la per me. E che c'è riunione di famiglia qua? Proprio così, Giulia, ti presento Lidia, la mamma di Gemma. Che bello, hai una trasura. Finiscila. Lo sa che chi sono i tomati. Lo saccio, e saccio anche che è somati. Ah sì? Pure io lo saccio che dello tozzetto. Vero? Quindi ora noi due siamo fratello e sorella. Mamma mia, è ora. E ora io ufficiale, mi posso studiare lo mosso. Mamma.
Non ti preoccupare, tanto io per 3 anni che siamo frate e suore. Hai visto? È stato un segno del destino astenerci dai nostri compiti Che coniugali. sei contenta, sorellina? Adesso mi ci puoi chiamare veramente così. Mi dispiace averti perso come marito, ma sono contenta di averti trovato come fratello. E tu? E io? Ancora a capire come sogno come nato io stesso. Pronto? Sì, sono io. Veramente? È tutto a posto? Che è successo? Grazie! Luigi! Che è? Luigi, sono guarita! Finalmente possiamo... No! Potevamo essere marito e moglie. E a me siamo frate e suore. Che c'è? Differenza pittia? Sì, almeno si sa se siete carne o pesce. Scusatemi, che io e fare una telefonata urgente alla padrona di casa. Tu non mi tieni. Pronta? Sì, potete venire. Ah, cosa sta facendo me? Alla padrona di casa. Perché va a portare un bello regalino. Ah, ma che è successo? Ma che ci fu? Entri. Grazie Piccelidda, te ne puoi ir. Piano, Maria. Che fu, signor Giovanni, che è successo? Che fu? È venuto nuovamente quel signore e mi disse: non c'è bisogno di far acchianare gente di Dio, le scale fatti là solo. Poi ha cominciato a prendermi a calci nelle gambe e mi ha domandato: Talia, c'è ancora forza nella gamba? Ma perché questo ce l'ha con me? E perché mi dice queste cose? Noi, Taruzzo! Non si preoccupi, signor Giovanni, che da ora in poi non la disturberà più nessuno. Perché? Ne sai qualcosa? No, io no, però quel signore là sistemerà tutto. Ah, buonasera a tutti. L'accompagno. Scusate se vi ho disturbato, sto Prego. andando via. No. E non sapevo c'era una riunione di famiglia. No, è venuta a trovarmi mia madre che mi ha fatto una sorpresa. Mamma, questo è il nostro vicino di casa ed è l'uomo più buono del mondo che ognuno di noi vorrebbe avere accanto. Lidia? Inchianato ce n'è qua. Lidia, ma che ci fai qua? Ma scusa, chi sei? Io non ti conosco. Effettivamente è così come a riconoscere. Sono Giovanni. Giovanni, tuo marito. Oh, perdonami Lidia, quando sono andato via per cercare lavoro, subito dopo ho avuto un incidente che mi ha costretto a stare diversi mesi in ospedale. Lì fortunatamente ho tolto il vizio del gioco, poi ho iniziato a lavorare e ho pagato tutti i miei debiti, ma non ho mai smesso di cercare né te né nostro figlio. Quando sono ritornato nel nostro paese, nessuno sapeva dov'eri. Fortunatamente sono riuscito a rintracciare nostro figlio Luigi, ma lui non sapeva niente di te. Si era trasferito al nord, è felicemente sposato e ci vediamo spesso. Poi, dal primo giorno di pensione, sono ritornato in Sicilia per cercarti e sperare di trovarti. E per raccontarti tutto e soprattutto chiederti scusa. E invece sei stata tu a trovare me, lo scherzo del destino. Ma allora io ora ho un altro fratello. E noi due siamo di nuovo marito e moglie. Se non ci sono altre novità in stasera, sì. Oh. Luigi, mi dispiace che ti ho dato questo enorme dispiacere. No, invece è giusto che le persone si conoscono per quello che sono. Che gioia! Ma Luigi, perché non chiami telenostalgia per cercare i tuoi genitori? No,
I programmi televisivi sono tutti combinati. Fanno fare sciarrapati a gente che manco si conoscono proprio. Si inventano storie per fare piangere e ridere la gente. E poi intervistano solo a cocciapare e piace. Non c'è da fidare se denoggi. Vabbè, manco di tia, che lì sta a imbrugliare. Ma io lo feci per amore. Per. E ora che ti sanno che i tuoi ammapadri? E faccello credere se sanno che non ti seppero trovare il genitore per una sconfitta. Per lo caso è chiuso con successo e sono felice e contento. Lo sentiste che desandura lo giornalista? Mi davvero, che bello, siete tutti felici e contenti. Ma perché siete? Ma tu non ci sei contenta? Ma come c'è essere contenta? Ora che vi ritrovaste voi tutti, sicuramente non avete più bisogno di mia e io resto senza travaglio. Oh, e come te lo dici? Ma ti assumo io come cameriere nel mio villone e a lui come giardiniere. Oh, grazie, dottore, grazie per tutte e due. Tu pensa a Pettia. Mira l'agnosazzo. Ebbene, quel che finisce bene. Ma visto che ora Giulia e Paolo vanno a vivere con mio padre, mia madre Lidia può rimanere a vivere a casa nostra così non rimane da sola. Perché dovrebbe rimanere da sola? È da una vita che la cerco e se lei mi perdona sono pronto a tornare con lei. In realtà anche io non ho mai dimenticato te e il nostro figlio. E se vuoi lo andiamo a trovare assieme. Certo che lo voglio. Adagio. E ora che tu stai a cotaccianare, lascia stare quieta la mazzita. Ma cammina, ma quando vai a casa tu perdone? Quando? Vedi che non è Eddu che mi vuole fare acchianare allo secondo piano. Ecco è allora. No, Giunendi, ora quando lo vedo ce lo dico, a così si quieta lo senzio. Giulia, varape. Apro io che l'ho già fatto fuori. Buonasera, prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Salve. Chi è la signora che ci telefonaio? Ma come parli bene il siciliano? Corso accelerato di lingua dialettale. Che sta dicendo? Ma mica chi sta non era padrona di casa? Lo saccio. Chi è la signora Statti del comune che vuole sapere qualche cosa del signor Luigi. Veramente so tutto del signor Luigi e che prima di leggere un documento volevo accertarmi su alcune cose. Dica. Signor Luigi, vorrei sapere come mai negli atti ufficiali del comune lei e la signora Gemma risultate marito e moglie e invece vi dichiarate fratello e sorella. Perché in passato eravamo marito e moglieri. Al presente diventammo frate e soro, al futuro, sempre dicendo, se non ci sono novità, e stasera avessimo a diventare veramente marito e moglie. E mi scusi, com'è possibile una cosa del genere? Motivi di salute. Sono cose personali tra me e mio marito, ma le assicuro che siamo sposati. Ma infatti a me risulta proprio questo. Scusate. Oh, prego. Ciao, poeta. Vedi che non c'è bisogno più di dirmi da chiamare allo secondo piano perché me ne scendei allo piano terra con lo mazzetto che ora fa lo giardiniere. Peccato, avevo visto che l'altezza era giusta per salire con me nello matto e tu morto, per sistemare il giocattolo e tutte le pacche che via. Manzacchi mi pareva va fambindola, va! Siamo venuti a comunicare al signor Luigi che abbiamo ricevuto in redazione una telefonata di una signora che dichiara di essere sua sorella e la vuole conoscere. No, già ne ho avuto una per 3 anni e mi basta. Dica a quella signora che io solo non ne voglio, non ne cerco e manco ne voglio avere. Infatti il signor Luigi è figlio unico. Scusi, ma lei come fa a dirlo con certezza? Perché io sono il notaio Beatrice Ursetti. Come notaio? Dice che era impiegata comunale. Ma sai, era un segreto professionale che non potevo svelarti perché dovevo verificare l'attuale situazione familiare del signor Luigi. E perciò mi imbrugliai. E non potevo rivelare la mia vera identità e per questo c'è un compenso
per la collaborazione da te ricevuta. Ecco. Grazie. A domani ci Caro signor Luigi, deve sapere che io sono il notaio di sua madre. Lei, prima che morisse, mi ha voluto incontrare per raccontarmi tutto di voi. Ma quindi lei conosce i miei genitori? Perché mi fa questa domanda? Perché io non li conosco. Ma lei ha sempre vissuto accanto alla sua madre naturale. Naturale? Sì. Sua madre, prima di morire, è venuta presso il mio studio per deporre un testamento dove la dichiara erede universale di tutte le sue ricchezze, essendo lei suo figlio naturale. No, signor notaio, c'è un errore. Io non ne saccio niente di questo testamento. E poi mamma che mi aveva allassare, che diceva sempre che era scarsa, non aveva manco un sordo, c'è un errore. In effetti lei ha conosciuto sua madre sotto un aspetto diverso di quello reale di cui era. Infatti sua madre ha vissuto una vita di stenti pur di lasciare suo figlio ricco per come desiderava. Quindi perché sua mamma prima di morire mi disse Luigi? Io non sogno la madre che tu conosci, tu appartieni a una famiglia ricca. Hai a cercare era un notaio, senti! Infatti. E noi invece abbiamo pensato che dovevamo cercare la sua madre naturale. Ma questo significa che io sogno ricco! Alto, questo è ancora tutto da vedere. Perché? Perché sua madre ha posto una clausola sul testamento. E cioè? Deve sapere che sua madre, durante un periodo delicato del suo matrimonio, ha avuto una relazione occasionale, extraconiugale con un altro uomo. E da questa avventura è nato lei, ma per amore della famiglia ha sempre nascosto tutto al marito, facendo credere che lei fosse suo figlio. E neppure da sola davanti a lei ha avuto il coraggio di rivelarle la sua vera storia. E così, per mettersi in pace con la sua anima, ha deciso di scrivere tutto su un testamento e lasciarle tutte le ricchezze che ha accumulato nella sua vita, ma a patto che lei trovi suo padre. Ma io non lo posso cercare più, già l'impegno di tuo già c'è un mese. Anche perché noi un padre l'abbiamo trovato, mica ne possiamo cercare un altro. Ma la volontà di sua madre era questa e inizia dall'apertura del testamento. Ma signor notaio, ma io non leggo cercare a mia padre che non lo posso cercare più, manca la televisione. Ascolti, la volontà di sua madre inizia da oggi, cioè dall'apertura del testamento, e io procedo a leggerlo. Io, sottoscritta Giuseppina Bellavita. Giuseppina Bellavita? No, non può essere. Sì, Giuseppina Bellavita. Ma perché? Lei la conosceva? La conobbi occasionalmente durante i miei primi anni di università. Soffriva di uno stato depressivo perché il marito la trascurava. Insomma, mio padre volle che seguissi il caso per fare esperienza e durante una di quelle sedute, purtroppo, per fortuna, non saprei come dire, insomma, ci trovammo da soli e nel modo di parlare ci scambiammo un bacio e finimmo per fare l'amore. Da quel momento la signora non l'ho più vista e non ha più chiesto appuntamenti. Perché la guardia così perfettamente che manca via che ho bisogno del dottore. Ma questo che significa? Significa, caro signor Luigi, che lei ha trovato suo padre. La storia coincide perfettamente con quella raccontata e scritta da sua madre. E a questo punto, visto che adesso conosce tutta la sua vera storia e l'identità di suo padre, lei è l'erede universale di tutte le ricchezze di sua madre. Hai tutte capite scontate, ma sono diventa ammazzate, ma moglie diventa masuro, per prego la mi aiuto. E complimenti, Aiuto. dottore. Meno male che non poteva avere figli, dottore. Scusi, Luigi, adora. Luigi. Un whisky. Evviva, Luigi, siamo ricchi! Ma quindi? No, ma ora abbiamo lo stesso padre. Ma quindi diventiamo dei fratelli? E a quanto pare sì. Ah, che sei contenta, sorellina.
Mi dispiace averti perso di nuovo come marito, ma sono contenta di averti trovato come fratello. Ma l'importante è che come è, sei sempre contenta tu, Perché sorellina. tu non lo sei? Ah, come essere contenta con questa famiglia imbrogliata che abbiamo? Come c'è essere? Ora tu hai nato frate, che non è figlio di nostro padre, non è figlio di mamati, ma è figlio di tomati. Che tia, che si masuro, ti viene frate. E con mia cognati, perché siamo maritati. A Pontello! Ma chi se non è una famiglia imbrogliata? Ormai è una famiglia normale, moderna. No, a questo punto proprio la nostra è una famiglia super moderna, perché sono sicura di essere l'unica sorella al mondo ad aver sposato suo fratello. È ancora più piccola perché dopo mascolo e femmine con femmine arriverà anche il momento che sanno ammaritare frati e suoro. Arre questa canzone, zoccotozzo, frate, suoro, marito, moglie, e chi? Ahimè, mi sa, cara mia, che sta canzone me la suonare senza musica. Se volete ve la faccio suonare di Macuceno Tanozzo. A proposito, vedesse che vi aspetta fuori ora che nascete. Se qualcuno di voi aveva bisogno del suo aiuto, è a vostra completa disposizione per tutto. Anche per le famiglie moderne si cercano parenti. Questione di remello è che vi faccio fare lo sconto come un cucino stretto. Non posso restare ancora un minuto accanto a te, anche se il mio amor, sai, è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Non posso restare ancora un minuto accanto a te. Scusa, ho perso sei è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Ma se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Vai, 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 vai. Mascalina tu, mascalina tu, mascalina tu. Vai, 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 vai. Mascalina tu, mascalina tu, mascalina tu. Non posso restare ancora un minuto accanto a te, anche se il mio amor, sai, è solo per te. Muoio